Benvenuti a tutti, buona serata. Oggi è domenica 5 di aprile, domenica delle Palme. Se mi seguite da un po' sapete che questa trasmissione è diventata una trasmissione, all'inizio era una diretta così giusto per stare un po' tutti insieme. Piano piano col passare delle domeniche mi ho organizzato, quindi appunto in questo momento ho un setup di cui non avete idea. Mi sono organizzato con la regia televisiva, con il nostro regista, il maestro. Al drive-in avevano Beppe Recchia e noi qui abbiamo Beppe Ticidu. Ogni tanto questa mano sparirà qui in basso per premere dei tasti per mandare in onda delle cose. Allora, i capelli sono diventati sempre più... forse se mi ripettino così... Comunque stanno crescendo, stanno bene, stanno crescendo anche loro. Spero che anche i vostri stiano crescendo e stiano bene. I cani stanno bene, stanno qua, ovviamente sparsi come sempre. C'è Ambra che dorme alla mia destra, Sansone che va in giro, tenta di fare danno, Gregorio là sotto al tavolo, Saladino non lo vedo, forse sta... dorme, Saladino sta dormendo, quindi è meglio non urlare. Allora, dicevamo, possiamo iniziare la serata di oggi con che cosa? Con l'appuntamento che diciamo che diventerà fisso perché mi piace particolarmente, ed è l'almabacco. Voi sapete che gli altri hanno l'almanacco, noi abbiamo l'almabacco. E direi vai regia, vai, manda l'Ampeg, manda l'RVM. Come avete visto ci siamo organizzati anche con la sigletta. Allora, oggi 5 aprile, domenica delle Palme, 5 aprile 2020 del calendario gregoriano, però attenzione, perché è anche l'11 di Shaban 1441 del calendario musulmano, islamico, il 13 marzo 109 secondo il nuovo calendario cinese, pare che hanno un calendario nuovo i cinesi, e sono ancora all'anno 109, quello vecchio arrivava fino al 4700 e qualche cosa. 13 marzo 109 per il calendario cinese ed è l'11 di Nissan 5780 per il calendario ebraico. Se ci sono cinesi, arabi o ebraici all'ascolto, magari possono spiegarci che cosa significa Nissan, Shaban e perché si chiama marzo il mese anche nel calendario cinese. Secondo il calendario di Maya saremmo dovuti estinguerci 8 anni fa, questi di 8 anni in più ce li hanno dati perché erano spicciati di pagare il mutuo. Va bene, domenica delle Palme, auguri a chi si chiama Palma o Palmiro, anche alle sigarette Palmal e ai computer Palmari. Inoltre oggi è festa patronale a Palma de Mallorca, a Palm Beach e a Palmarigi. Ovviamente non poteva che essere festa patronale a Palmarigi. La Chiesa Cattolica festeggia, oltre alla Domenica delle Palme, anche San Vincenzo Ferrer, progenitore di Nino Ferrer, quello che voleva la pelle nera, ma anche di Giusy Ferrer, protettore della Nutella e dei cioccolatini pralinati, i Ferrer Rocher. Mi stanno guardando male qui in casa, figuramente dalle parti vostre come stiamo combinati. E auguri quindi a tutti Vincenzo, Enzo, Unzinu, Vince ed Enza. Il sole è sorto alle 6:24 ed è tramontato alle 19:15. La luna si è levata alle 16:05 ma calerà alle 5:09 di domani mattina. Vi ricordo che siamo in settimana santa e infatti la luna è quasi piena. D'altra parte, come dice il proverbio, non è mai settimana santa se non prima è quinta decima di marzo. Cosa sia la quinta decima di marzo io non l'ho mai saputo, anche se ho provato a organizzarmi, insomma, a documentarmi. Se lo sapete voi, fatecelo sapere nella sezione commenti. Allora, mentre mi organizzo, comincio già a dirvi quale sarà la prima canzone che canteremo oggi. Siamo in pieno inverno, ma arriverà l'estate. E la domanda è, riusciremo l'estate prossima a fare quello che abbiamo fatto tutte le estati precedenti, e cioè non andare al mare, non mangiare milone, ma fare la salsa? Questa è una cosa da vedere. Riusciremo mai a fare la salsa quest'estate? Non lo so se ci riusciremo. Diciamo così, nel dubbio vi canto la canzoncina che ho scritto qualche anno fa per Alex Britti, mentre c'è Gregorio qui sotto che prova a insidiarmi, che poi lui ha in qualche maniera trasformato, ma il testo originale parlava appunto della salsa. Dice così:
Saperai rame più cu bocca tu una giavasca, capisti pumitori una non ci basta, tini muto sicchietti e una limba appena, l'uquata rotto e rotto e la firzora è chiena, diazamo presto e a già fuori c'è muttura, ma è sempre meglio quella invece ti l'arsura, una fiata all'anno a noi ti tocca stu lavoro, tocca facimu la salsa tipo un mitoro, ai chi non sterza che mi facino la scuola, cino si menati Giulietto fazzu bola. Non ci so santi toccati a zi punto e basta, costringi pumitori a mollo in alla vasca, Giulia grande almeno quanto una piscina, cino non ci spicciamo manco cramatina, che già questa che troppo che non si può incarrare, con mare mia non sa più come aggiuffare, chiama Mimino e dille con piccialo fuego, mesciuto grigio entra lui che non sta cieco, controlla le bottiglie quando hai mezze rotte, ai sorta mia ci si face mezzanotte, li coglio, li stendo, li imboccio e poi li lasso, li spenno, li stringo, bollisco e poi li passo e li ricoglio, li ristendo, li rimboccio e li rilasso, li rispenno, li ristringo, li bollisco e poi li passo, si raso chiudi 100 quasi 120, si chi di pumitori chiamali parienti, pitucciu cigi ucciu pice e antenisca, e fa cubegna pure rosa Francisca, lo saccio che sono partire di zollino, si era meglio bacchio qualche marocchino, e mentre la moglie grida fisca e raglia, di sotto a mare già stanchiana qua una nueglia, di piglia l'acqua, lampi fulmini e poi basta, tutto picceno ni buto una giavasca, li coglio, li stendo, li imboccio e poi li lasso, li spenno, li stringo, bollisco e poi li passo e li ricoglio, li ristendo, li rimboccio e li rilasso, li rispenno, li ristringo, li bollisco e poi li passo. Mi raccomando, fatevi la salsa a casa, non sciabbi accatati dei mercatini, diciamo così, che quella fatta a casa ovviamente è molto migliore, è chiaro, te la faci tu. Ulia cottila sono anche capo e giavasca, calieri buta già cattare di la festa, li sorditi gli tiesi io non sterza sera, ma ti lasci spriculati alla parrucchiera, e spero che non ti inchiana la fantasia, che facili boccacci a bagnomaria, che quelli a me mi sa penuti medicina, mi tono come se una tanfa ti sentina, con mare mia non sa più come agio fare, moglie mia, sentimi a me, menate a mare, li coglio, li stendo, li imboccio e poi li lasso, li spenno, li stringo, bollisco e poi li passo e li ricoglio, li ristendo, li rimboccio, li rilasso, li rimbetto, li rispendo, li bollisco e poi li passo. Thank you, thank you, thank you, thank you. Voglio cantarvi una canzone adesso dedicata a tutti quei genitori che hanno dei bambini un po' discoli, diciamo così. Già nelle scorse puntate, e chi mi segue lo sa, insomma, io sono molto amico di Paul McCartney, nonostante quello che mi ha fatto Paul McCartney, perché insomma mi ha rubato una marea di canzoni, mi ha rubato. Voi sapete, io so compare di battezzo di Ringo Starr, il batterista dei Beatles. Non si è mai capito se è nudato o un biscotto, no? Ringo Starr. E c'è proprio il San Giovanni di mezzo, però poi a un certo punto io davo le canzoni a Ringo Starr, quelle infame di Paul McCartney mi li futtia, mi cangiava le parole. Da lì poi i Beatles, che sono diventati famosissimi. Ma avevano un attimo picca in una decina d'anni, poi ho squartigliato. Allora, io invece ancora sto qua. Questa canzone è appunto dedicata a tutte quelle mamme che hanno, o genitori insomma, che hanno dei figli un po', diciamo, discoli. Quando trai la macchina singata, io con calma ti chiamai. Ieni B ci ha fatto, ieni B. E ti impristai li bricichiette, rafforate totte toi. Ieni B ci ha fatto, ieni B. Vai tutti in coro. Ieni B, ieni B, ieni B. Ieni B, ieni B ci ha fatto, ieni B. E poi giocando a palla m'ha scasciato la vetrata tu. Ieni B ci ha fatto, ieni B. Tinia la bomboniera
di quando ha sposato Soruta, mi l'ha spreculata, vieni bi, vieni bi, vieni bi, vieni bi, vieni bi, mi l'ha spreculata, vieni bi. Ma questa non mi vieni fare la capanza proprio no, vieni bi ci ha fatto, vieni bi. Cancera li uli e ignore, le era fatte proprio io, li ati dinanzi, li ati bi, 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 li ati dinanzi, li ati bi, vieni bi, vieni bi, vieni bi, vieni bi, vieni bi ci ha fatto, vieni bi. Thank you. Oh, allora, la cosa più bella delle serate spesso non è suonare, o è anche suonare, ma soprattutto prima di mettersi a suonare, quando intorno al tavolo io e gli altri due maestri li mangiamo una pizza. Gli altri due maestri sono il maestro Pasquale Chirivì al basso e il maestro Roberto Duma alla batteria. Seduti lì intorno al tavolo a mangiare pizza escono fuori delle idee meravigliose. Questa è un'idea che è venuta a Pasquale, me l'ha suggerita e io poi ci ho costruito intorno una canzone che abbiamo poi regalato a Bob Dylan, che è un grande nostro amico, Bob Dylan, detto anche Roberto Dell'Anna, perché è di Nardò. Bob Dylan è uno dei tanti neretini che, diciamo così, hanno lasciato il Salento, se ne sono lasciati in quanto emigrante. E quindi questa canzone era proprio per tutti gli emigranti salentini che si vivono di Salento, non perché hanno bisogno di lavorare, ma perché hanno bisogno di si vivono di Salento. Il problema è che siamo tanti e quindi giri alla fine. Mamma alla Svizzera lunedì, uno m'ha detto uei pagliò, gli domandai ma tu di dosì, che sta buccata la conosco io, vai col coro. Nanna così di Nardò, nanna così di Nardò, nanna così di Nardò, nanna così di Nardò. Mamma dice che si tiene rau, e la moglie face piro, rau e pirone. Dice stammi in divo e non me ne sta bau, e questo è importante. Sineme questo ed è di Nardò, hey, 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 hey. Nanna così di Nardò, hey, 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 hey. Nanna così di Nardò, wow. Nanna così di Nardò, nanna così di Nardò. Mamma alla Svizzera emigrai, di stu Salento con m'indivo, uli amici e ruli bene li guai,
e vammi K1 di Nardò. Hey, 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 nanna casi di Nardò. Nanna casi di Nardò. Nanna casi di Nardò. Una porta sì e una porta no. Ok, va, ce l'abbiamo fatta. Quindi dicevo che appunto questa canzone generalmente la fa il maestro Chirivia al basso, perché io non so capace. Questo è un basso, si riconosce dalle 4 corde al posto delle 6. Bisogna schioccare le dita a tempo, ma non 1, 2, 3, 4 come siete soliti fare a Io Bisaccio. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Frutta non di mangio proprio, la frutta non mi piace a me, non mi dare né tu pere, un pilo culli pesche, ma tamme fiche, fracazzane, fiche mi non giane, yeah. Fiche, puru siccate, fiche culli mendule. A ci piace pizzilonga, a ci lattarula, a menoca e incudrosa, non ti puoi lordare tutto pinna fica. Buttaredda, fica cascitedda, fica, ianculedda, fica turca in quantità. L'altro giorno Liana fica e perciò io inni qua do te e tu invece m'han prusato uno fica ma culumbo che au. Tengo un aru lusiccato, non mi caccia niente più. Ci non vieni lubru figu, se casai la rulu e poi la fica. Ci non puempi rigna sai la pampana, fica, tra la poscia fica con la mendula. State accorto che la fica certe fiate traditrice che ti la spietti saporita, invece la mafagna c'è, e invece la mafagna c'è, e invece la mafagna c'è, e invece la fagna c'è. Ascoltare una canzone tratta dal primo memorial Andrea Baccassino, ospite d'onore in quell'occasione con me la grandissima amica Giusy Colì, che ho coinvolto in questa cosa trasformando me stesso in Tom Jobim e lei in non mi ricordo come si chiama la cantante, già è troppo che mi ricordo queste cose che sta a dire. Aguas de Março nella versione originale, Casu di Marzo nella versione Baccassino e Giusy Colì insieme durante il primo Memorial Andrea Baccassino 2014. Il primo ospite, la prima ospite, Giusy Colì. Eccola qui Giusy Colì, pare male forse, no? Un applauso. Maestri. Sì, e così muova spiccia, perché utile caso, gela ci corariccia, si ne buono lo pur
gruppo, ha ragione però, buoni sono i pezzetti, con l'uso marrò, tira su chi la cozza, Mi faccio la scarpetta, scanga tu sinti, ma mi futto cupeta. e l'upane di grano, Capiglieti lo forno, non è qui giocattato, che mantene un giorno. e l'ho utilizzato, l'utiano taglietta, e le fiche seccate con la mendoletta. C'è della veneziana, c'ha la giuculatera, ma lo caso di marzo mi lo futto stasera. Li fai Luca, E li rapel fucate, calalimi la fanti, gusti e degustate. la polenta io sei, Da giù mangiati mai, vivi russi e rustudi, stanotte so guai. lo zampone di porco, lo fai l'ulutrino, l'arrosto a costo e un po' pesantino, crai facimo, Sardizza, a ponta, di cuttietto, e ci no, la a giramo, frisare, mi non c'entra, e di pesce non cisto, lo rustimo lo cantando, pigliai con la canna. la giabbuto cattando, e li cicirettia, ma quello è più piccante, e no qualo di miero, e la ricotta scante. E qui di cavolo fiori sbagliai con gli fici, ti infitisci di robe, ci dimenti con frici. Ti piace? Tutto. Puoi giocare? Minti a tavola, Ingiallare? cucina, Io son tu. una diaula. Ma lo caso di marzo lo sai pure tu. Ci mi cappa a mano, non l'ora su più. Yeah. Emboti e pane e spunzate e riso, e li cozze curate, e poi lo caffè, ma lo caso di marzo lo sai pure tu. Ci mi cappa a mano, non l'ora su più. a lo caso Di marzo lo sai pure tu. Ci mi cappa a mano, non l'ora su più. crai facimo Sardizza, a ponta di curtietto, e cino la giriamo, a frisa, me non c'è già, ti piace tutto. qui giocare, minti a tavola, Vincenziare, la cucina, io son tu. una diaula. Ma lo caso di marzo lo sai pure tu. Ci mi cappa a mano, non l'ora su più. Fai Foglie, sugo, purpette, riso, cozze, ciceri, tria, purpo, cipolla, cocozza, patate, rape, fuga, caffè. quarta, Ma lo caso di marzo lo sai pure tu. Ci mi cappa a mano, non l'ora su più. Ma lo caso di marzo lo sai pure tu. Ci mi cappa a mano, non l'ora su più. Fai sugo, purpette, riso, cozze, ciceri, tria, purpo, polla, cocozza, patate, rape, fugate, caffè. quarta, Ma lo caso di marzo lo sai pure tu. Ci mi cappa a mano, non l'ora su più. Ma lo caso di marzo lo sai pure tu. Ci mi cappa a mano, non l'ora su più. Giuseppe, Grazie! grandissima, Grande tu! ma figuriamoci. Ebbene sì, eravamo io e Giusico Lì, ovviamente con i Bascia Caindi che suonavano, ho riconosciuto c'era Raul De Razza, il maestro Pasquale Chirivì, e c'era anche Elena Le Salve, di cui oggi ricorre il genetriaco, mo che ci penso, credo oggi o domani, auguri Elena se ci stai ascoltando. Va bene, andiamo avanti. Con questa canzone ho pensato di creare una nuova rubrica che parla, sapete, io scrivo pezzi originali comici oppure parodie di canzoni famose, però mi sono chiesto come suonerebbero in dialetto le canzoni famose, cioè anziché parodiarle, se le traducessi. Tu prendi una canzone famosa e traduci il testo originale in inglese, da inglese al dialetto. Stasera ci rocco a bestia. E c'è questa qui, vediamo se... una delle canzoni più famose di tutti i tempi.
sarebbe in dialetto questa canzone d'amore famosissima? Ogni respiro che faci, ogni mossa che faci, ogni nudo che stuecci, ogni passo che cammini, io ti esci, sai. Ogni santo giorno, ogni parola che dici, ogni sciuego che faci, ogni notte che riesti, io ti esci, sai. La capisci o no? Tu sei solo mia. C'è dolore in tra il cuore, ogni passo che faci, ogni mossa che faci, ogni giuramento che sgarri, ogni sorriso finto, ogni reclamo che faci, io ti esci, sai. Ti cettindi si sciuta, so perso, sai, la notte in suono c'è solo la faccia tua, giro e sboto, ma non mi fido con di giorna, sta muero di freddo, li con tanto cotti in braccio, e chiango, beggia, per favore. La capisci o no? Tu sei solo mia. C'è dolore in tra il cuore, ogni passo che faci, ogni mossa che faci, ogni giuramento che sgarri, ogni sorriso finto, ogni reclamo che faci, io ti esci, sai. Ogni mossa che faci, ogni passo che cammini, io ti esci, sai. Io ti esci, sai. Ogni passo che faci, ogni mossa che faci, ogni giuramento che sgarri, ogni respiro che faci, ogni mossa che faci, ogni nudo che stuecci, ogni passo che cammini, io ti esci, sai. Beh, è una canzone d'amore o di stalking, dipende, perché se ti piace quello ti segue da sempre è amore, se non ti piace quello ti segue da sempre è stalking, diciamo così che il passo è breve. Allora, ovviamente se la rubrica vi è piaciuta potete cominciare a proporre le canzoni per la prossima puntata. La canzone per la prossima puntata è sempre in inglese, mi raccomando, così facciamo dall'inglese al dialetto. Un'altra meravigliosa rubrica è il piatto del giorno. Il piatto del giorno, come abbiamo detto prima, qua si mangia, quindi non possiamo che avere una rubrica sul piatto del giorno. Vai maestro, il piatto del giorno dovrebbe essere questo qui. Vai! Il piatto del giorno. Settimana scorsa abbiamo avuto come piatto del giorno il piatto regalatomi dalla sezione comunale di Galatone. C'è Saladino che si lamenta. Il piatto di questa settimana è questo qui. Il piatto, diciamo così, da pizza. Il piatto pizza, da notare la differenza tra un piatto normale e un piatto pizza. Il piatto pizza è molto più grande e soprattutto c'è disegnata una pizza, casomai non capiti che dentro c'è a mentire la pizza. È più grande, quindi a forma di pizza, e già da qui dovrebbe esserci, diciamo, un indizio. Poi c'è la pizza disegnata, è un altro ulteriore indizio per dire che è un piatto da pizza, e poi c'è scritto pizza margherita, pizza ortolana, pizza, cioè, tra l'altro mi raccomando, cioè non è che in questo piatto minti di altre cose, la pizza ti minti, cioè non è che se un giorno per esempio c'è gente a casa e facci una grigliata e c'è un sacco di carne, ecco, quando si parla di grigliate Saladino ovviamente è d'accordo. Cioè non è che minti qua entra la carne, cioè io so di persone che hanno messo cose diverse dalla pizza, qua entra la carne, i peperussi rostiti, e la moglie l'ha picchiato con tanto, io hai usato il piatto della pizza per mettere le altre Quindi? No, non ce l'ho con te, no, così in generale dicevo, in generale. Va bene, il piatto del giorno era il piatto della pizza.
Va bene, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Alla fine, rimangono ancora da fare un paio di canzoni. Una canzone che non ho ancora fatto e che parla di nuovo di noi salentini che siamo poveri e in quanto tali vi facciamo le case abusive. Vi facciamo le case abusive e ovviamente noi di Nardò la casa abusiva a mare per decenni l'abbiamo fatta, negli anni 60-70, l'abbiamo fatta a Porto Cesario, meglio nota come Gisaria. E la casa abusiva ti la fai con sparagni sordi, diciamo così, sullo catasto, però tocca poi i materiali, quindi i materiali si riesce a trovarli, dai, tanti fiati tu staccamini e c'è un montone di tufo abbandonato lì, non faccia alla parete di una casa sopra il marciapiede, dice no, piccato il tufo, e ci chiove e si imborda e si ruina, e quindi tu lo pigli, la sabbia, il tufo, i sacchi di cemento, certe fiate, te li prendi, no? Infatti un giorno sta camminando a mezzo a Gisaria, quando mi gioca l'occhio e vedo che dietro una scritturella c'era una vecchia bitoniera piena di conza di prima mano, con cemento, tufo e caggetine viano. Stia già minata, ha giù pensato. Mi la piglio, che mi serve ma giù spicciare la casa Gisaria. Sulle scale, travertino, sul terrazzo monocottura, tracciato diagonale con la fuga e lo battiscopa marrò. Cerco mescio di qualità piastellista, che non li faccio mai mancare la fatia manco quando è festa. Avrei bisogno di cerco mescio di qualità nutubista, che non mi faccia mai mancare l'acqua cauta specie quando è festa. Oh verendo vera stammi gioco un miliardo, con paio tutti li mesci e quindi più cari sono gli intunicatori. Sono arrivati a prezzi veramente eccessivi, non si può fare proprio. Però le rifiniture vi finisce di alluminio, però qui il finto legno che pare più bello e c'è pure a colori. A me mi piace Havana. Cerco mescio di qualità, un marmista, con mi monta li soglie all'ufucalire alla porta finestra. Avrei bisogno di cerco mescio di qualità, elettricista, con mi monta li lampadari e puro li faretti per la festa. Oh verendo vera tutti in coro, quattro pari pari, quattro pari pari, quattro pari pari, over and over, quattro pari pari, quattro pari pari, quattro pari pari, avrei bisogno di quattro pari pari, quattro pari pari, quattro pari pari, over and over, quattro pari pari, quattro pari pari, quattro pari pari, over and over again. Oh, va bene, va bene. Allora, avrei bisogno degli occhiali di Luca Pietro, però chi se ne frega. Però almeno lo faccio da giovane. Giusta l'altro giorno che si vidi la scuola, portai di scarpe fucsia che mi fai non paccire, tascia come vicino a che ti porto lo zaino, però tu sei inchianata sullo scooter e ti Sergio. Rimasi occa aperta, li razze mi sono cadute in terra, tutto io mi spittava, ma non certo che te ne vai con Sergio, eppure t'amo ancora, giuro ti odio ancora, ci non mi credi allora, questa me li cruci, questa me! E sono rimasto
con lo Scooby-Doo a mano, ti l'era fatto io con li colori ti lo lecce e mo sto a casa e ti penso ogni momento e proprio mi convinco che con Sergio senti crusupina si vedrà con lo sole che è grande questo nostro amore, ma a me per mi pircote questo fatto che ti vai con Sergio e pure t'amo ancora, giuro ti odio ancora e ci tu non torni sai che resterà di me. No fiore cassiccato, to portai ai spizzati, 3 pagine di tema cu conto la nostra storia. No cuore dissanguato, 2 chi rossicati, 3 palle rotte e 4 sepillo broto. Sergio, ti spricolo. È proprio cussaccio, c'è tene che ti messo Sergio, non ci tormuti notte pilla voglia con lo spricolo, ma che no tentazione, con l'orco ma miglia lo sole e ci va mezza a casa e che resterà di me. Un naso sportato, 2 chignoricati, 3 pagine di referto allo pronto soccorso, un polso sputato, 2 polmoni forati, 3 palle rotte Ciao, io sono Sergio, non fare con mistizio, non so se lo sai, ma sono campione di jiu-jitsu. È stata la sera tua che mi ha detto l'accompagno, perciò va bene a casa, ci non vuoi con te stampagno, limousine, magari con una spranga di fierro, che ti spacco la faccia con le scarpe di fortunistica. E che è inutile come minaccio come un pazzo, ci tieni fegato che ne spiego la mestu. Un naso spuntato, 2 chignoricati, 3 pagine di referto allo pronto soccorso, un polso sputato, 2 polmoni forati, 3 palle rotte e 4 sepillo broto. Mi sono fatto prendere dell'emozione stasera. Va bene, va bene. Tra l'altro ho visto prima collegato anche il maestro Alex Zucchero, che è artefice del meraviglioso arrangiamento originale di questa canzone, pubblicata sul disco ormai un po' vecchiotto, è uscito il giorno della Befana del 2007, La Fredda del lunedì mattina, e poi in versione remix sul disco del 2010, Baccassino and Friends 2010, in versione remixata con questa parte rappata che sull'originale non c'era. Oh, allora pa pa param para 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 pa pa param para pa pa param para para pa pa param. La purgizione, San Cosimo e Damiano, ci quella idi, tocca li maniciamo, sbrigate in chiana, sopra lo motorino, che non sbaglio, agisto un lumino, stringite forte, che tocca cuttiramo, va bello bello, con non dispriculamo, ci che vissuta, ti do la cattedrale, la storia penso, che stare all'ospedale, e ota di qua, scendimo di Lusanna, e ota di là, spaccati la ialata e ci lo vigile in c'è, allora penso carriare, sento cantare tutte le piarelle, ota di qua, scendimo di Lusanna, ota di là, spaccati la ialata e ci lo vigile in c'è, allora penso carriare, sta sento cantare tutte le piarelle, certo che stanno, l'hanno cunzati belli, se mortalato, i piedi con fratelli, minti la vespa, sopra lo cavalletto, fate più ripa e dammi commissetto, e quanto sordi c'è sopra lo cuscino, entra alla chiesa, non c'è de cucciasimo, sta sgarratotta, e stai mezza distrutta, di belli sordi, sapeci si li futta, e ota di qua, scendimo di Lusanna, ota di là, spaccati la ialata, stanno la festa non c'è, lo vescovo un di tagliata, ti le binuta, non lo chiedere a me, ota di qua,
la chiesa sconcignata e ota di già la festa andilagliata speriamo almeno perciò sciulimun di Sarvamo almeno di bionda San Cosimo e Damiano zazzazzara zararararara zazzazzara zararararara. Thank you, good night.